ora dal TG Sicilia le principali notizie di oggi. Nuova protesta dei residenti a Lampedusa contro la realizzazione di altre strutture per la gestione dei migranti. Intanto sull'isola continuano gli sbarchi. A largo di Marsala la Guardia di Finanza blocca un gommone con a bordo 15 migranti nordafricani. Al nostro TG le immagini del rocambolesco inseguimento, arrestati i 2 scafisti. In arrivo nuovi provvedimenti per contrastare l'immigrazione clandestina con centri di permanenza e rimpatrio in tutte le regioni. Pugno duro anche contro i reati commessi al volante, tra le misure allo studio la revoca della patente a vita. Automobilisti scettici sull'efficacia delle misure contenute nella bozza del nuovo codice della strada per contrastare l'emergenza morti. Cambia tutto anche per chi usa il monopattino. Si torna a parlare di Covid. Rispetto a prima il virus però è molto più debole. Gli esperti consigliano di indossare la mascherina nei luoghi affollati e quando si hanno sintomi influenzali. L'Odissea al femminile, a Catania una singolare versione teatrale del celebre mito di Omero, al Castellursino fino a domani. A Lampedusa i residenti tornano in piazza per manifestare contro la realizzazione di tendopoli. Domani pomeriggio una nuova protesta del movimento Mediterraneo Pelage. Intanto sull'isola continuano gli sbarchi. Marco Gullà. Una nuova assemblea per dire no alla realizzazione della tendopoli a Capo Ponente e il no a qualsiasi struttura legata alla gestione dei migranti o ad attività militari. I residenti di Lampedusa tornano a manifestare e lo faranno domani con una protesta in Piazza della Libertà nei pressi del municipio di Lampedusa. Continuiamo a chiedere che i migranti siano portati direttamente sulla terraferma, ha detto Giacomo Sferlazzo, portavoce del movimento Mediterraneo Pelage. Intanto sull'isola continuano senza sosta gli sbarchi, sia notturni che diurni. Gli ultimi ad arrivare sono stati 4 barchini agganciati in mare dalle motovedette di Guardia Finanza e Capitaneria di Porto, e in Tunisia sono stati fermati 1200 pronti a salpare. Dall'hotspot, dove si trovano più di 1500 migranti, sono partiti nuovi trasferimenti verso Porto Empedocle. Sono arrivati altri 190 migranti a bordo del traghetto di linea Cossira, tra loro uomini e donne, molti dei quali giovanissimi, identificati nella tensostruttura del molo, controllati dalla polizia. Gli spostamenti proseguiranno anche nelle prossime ore. Intanto è polemica per le frasi shock esposte a Pontida da un attivista della Lega che chiede di cedere Lampedusa all'Africa. Parole che non sono piaciute ai leghisti siciliani, che adesso pretendono le scuse del ministro Salvini, offesi dalla mancanza di rispetto verso una comunità che da 30 anni non si è mai sottratta al dovere dell'accoglienza. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà domani in visita a Lampedusa. Alle 12:30 Conte sarà al poliambulatorio dell'isola per un incontro con responsabili della struttura e il personale, poi incontrerà cittadini e commercianti. Inseguimento della Guardia di Finanza al largo di Marsala per bloccare un gommone con a bordo 15 migranti nordafricani. Arrestati i 2 scafisti, un esempio delle attività già in atto per contrastare l'immigrazione clandestina. Non è sicuramente il trailer di un film d'azione di prossima programmazione nelle nostre sale cinematografiche, ma è quanto realmente accaduto nello specchio di mare tra l'isola di Pantelleria e la costa marsalese in questo fine settimana. Alcune motovedette della Guardia di Finanza hanno infatti intercettato un gommone che a velocità sostenuta era diretto lungo le coste del Trapanese. Finalmente raggiunto, i militari delle Fiamme Gialle hanno intimato più volte l'ALT al conducente dell'imbarcazione di porto, ma il gommone, con a bordo 15 persone, ha continuato spedito la corsa. Più volte accerchiato, finalmente dopo ore è stato bloccato. Ancora una volta dunque viene confermato che le traversate dal Nord Africa verso l'Italia non avvengono solo tramite le organizzazioni criminali, ma che sempre più gruppi di migranti si sta organizzando con propri mezzi moderni e veloci per raggiungere le nostre coste. Su questa operazione sono poche le notizie che filtrano, se non che il gruppo di migranti è partito dalle coste africane e si stava dirigendo verso la costa marsalese. Le immagini di questo inseguimento in mare aperto. L'attività è inserita nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina
clandestina. L'operazione ha visto anche l'intervento della squadra mobile che ha tratto in arresto 2 presunti scafisti che avevano condotto il gruppo di migranti dal Nord Africa fin sotto le coste trapanesi. Si tratta dell'ennesimo sbarco con le medesime modalità. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura di Marsala e dalla Direzione Centrale Anticrimine di Roma. E la nave Sea-Watch mette in salvo 40 persone sventando un respingimento illegale della cosiddetta Guardia Costiera libica. Per altre persone, spiega la ONG tedesca, siamo arrivati troppo tardi. Erano già state catturate dai libici che le riporterà illegalmente indietro. I migranti soccorsi hanno raccontato che la scorsa notte 4 persone cadute in mare sono scomparse tra le onde. Il governo prepara una stretta in vari settori, pugno di ferro per i reati commessi al volante anche con la revoca della patente a vita, ma è nel settore dell'immigrazione che si preparano i provvedimenti di più ampio respiro con centri di permanenza e rimpatrio in tutte le regioni entro 2 mesi. Maglio Viola. Via alla stretta del governo sui migranti e non soltanto. È un piano in 10 punti quello che si sta preparando a Roma, ma da subito arrivano i primi provvedimenti e saranno operativi nel giro di 2 mesi. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che pone l'accento sui tempi. Entro 60 giorni sarà pronto l'elenco dei nuovi centri di permanenza. Saranno almeno uno per ogni regione, ma le regioni maggiormente coinvolte dal fenomeno potrebbero averne anche di più. I siti saranno considerati di interesse nazionale per la sicurezza e verranno scelti tra caserme dismesse, ma non soltanto. Si cercano edifici in località scarsamente popolate, facilmente recintabili e sorvegliabili. Una volta fatta la scelta, il genio militare si muoverà per il rapido allestimento. Il presidio dei centri non coinvolgerà invece le forze armate, ma soltanto quelle di polizia. Serviranno più centri non soltanto per l'aumento degli arrivi, ma anche per l'allungamento dei tempi di possibile permanenza dei migranti fino a 1 anno e mezzo. Attualmente i centri di permanenza per il rimpatrio sono 9 in tutta Italia, escluso quello di Torino che è chiuso per ristrutturazione. Si trovano in 7 regioni: Puglia, Sicilia, Lazio, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Sardegna e Lombardia, e hanno una capacità totale di 619 posti. L'unica struttura sovraffollata è quella di Trapani, con 110 migranti su 108. Nello stesso provvedimento il governo vara anche nuove misure per il codice della strada: niente cellulari alla guida, pugno duro su chi si mette al volante ubriaco sotto l'effetto di droghe e chi supera i limiti di velocità. Le norme più severe, che potrebbero entrare in vigore già in autunno, prevedono anche la revoca a vita della patente nel caso vengano commessi gravi reati al volante. E sulle norme più severe del codice della strada decise a Palazzo Chigi, alcuni automobilisti si chiedono se saranno davvero efficaci per evitare incidenti mortali. Tonino De Mano. Mano pesante del governo e stretta per chi si mette alla guida avendo assunto alcol e droghe. Il nuovo codice della strada in vigore dall'autunno è un tentativo disperato per fermare l'emergenza morti. Parola d'ordine: tolleranza zero, è vietato assumere alcolici alla guida. Chi viene scoperto in stato di ebbrezza dovrà installare un dispositivo chiamato alcol lock che impedisce l'avvio del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a 0. Sentiamo l'opinione dei catanesi. Mi sembra un po' esagerato imporre al cittadino di sostenere ulteriori spese. Io sono per la prevenzione, onestamente, per una formazione più corretta dei ragazzi. Magari, anche impraticabile, penso, da mettere in tutte le auto, poi non lo so, sembra una misura esagerata. Pene inasprite per fronteggiare queste morti sulle strade. Vanno benissimo, ma veramente sono inaspriti, non tanto sulla carta. Se i limiti di legge stabiliscono che se si ha la guida bisogna avere un certo tasso e quello non viene rispettato, credo che sia giusto non mettersi mai sul veicolo. Bisogna stare estremamente attenti perché si lede la vita degli altri ed è un problema serio. Si rischia di perdere la patente per 3 anni se si viene sorpresi con le droghe. Penso che dipenda dal tipo di droghe, potrebbe aver senso o meno. Ti è mai capitato di trovare un amico con cui ti stavi per mettere in viaggio che era un po' brillo? Devo essere sincero di sì. Cosa hai fatto? Ho preso la guida io, essendo rimasto sobrio. Va addirittura peggio per chi viene sorpreso ad un test rapido per le droghe alla guida. In questo caso perderà la patente per 3 anni. Ripetute violazioni comporteranno il ritiro permanente della patente. E cambia tutto anche per chi usa il monopattino, dall'assicurazione al casco obbligatori. Ecco come l'hanno prese i catanesi che se ne servono abitualmente per sottrarsi a ingorghi e soste vietate. Manuela Corsi. I monopattini sono troppo pericolosi. È comodissimo in città, senza sarebbe veramente un handicap.
C'è chi li trova poco sicuri e chi non ne può più fare a meno. Sui monopattini i cittadini continuano a dividersi, soprattutto adesso che arriva la stretta del governo anche su questo mezzo a due ruote che spopola nelle nostre città. Tra le principali novità introdotte nel nuovo codice della strada per la mobilità elettrica ci sono l'obbligo della targa, di assicurazione del mezzo e l'uso del casco che diventa obbligatorio per tutti. Adesso per guidare il monopattino ci vuole il casco, secondo te è giusto o no? Giusto. È più sicuro? Sì, sicuro. Sono d'accordo, è comunque un mezzo pubblico e ci sta. Tu già sei pronta per comprare il casco? Esatto. Sicuramente la svolta, perché dal momento in cui magari le città non sono collegate molto bene, il monopattino ti aiuta a raggiungere le distanze con molta più facilità. Tu per esempio per cosa lo usi? Per andare al lavoro, per sbrigare qualcosa, dal momento in cui magari i mezzi non sono proprio puntuali. Utilizzare il casco penso che sia una cosa abbastanza logica. Poi del resto si fa sicuramente allarmismo, nel senso che sicuramente con un traffico più regolato non ci sarebbero gli stessi incidenti che ci sono adesso. Il casco ci può stare, l'assicurazione addio, secondo me un po' in più. Se l'introduzione del casco viene accolta favorevolmente, non si può dire altrettanto per l'assicurazione di chi ha un mezzo privato. Col lavoro che non c'è, tutto questo ha un costo. Dal momento che questo è affittato, l'assicurazione presumo che se la debba pagare la società che decide di affittarli. E mentre si discute sull'utilizzo del casco per i monopattini, ancora c'è chi dimentica di indossarlo a bordo di moto e scooter. Facendo un giro per la città, la protezione più che obbligatoria sembra un optional. A Catania traffico caotico e sosta selvaggia mandano in tilt la viabilità in via Santa Sofia. L'odissea delle ambulanze imbottigliata nel traffico. Il conducente di un mezzo di soccorso ha atteso 45 minuti per percorrere 500 metri. Tonino De Mano. Un vero percorso a ostacoli con tanto di imbuto giusto all'ingresso del pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove persino le ambulanze restano imbottigliate nel traffico senza alcuna possibilità di svicolare a causa della perenne sosta selvaggia, proprio quella che il governo vuole combattere inasprendo le pene contro i trasgressori. Viabilità in tilt in via Santa Sofia, una delle arterie più congestionate di Catania e neanche a dirlo una delle strade che risente maggiormente dell'anarchia che da anni rende decisamente problematica la circolazione stradale. Lo sfogo denuncia viene rafforzato da un addetto ai lavori, ovvero dall'autista di un'ambulanza del 118, una delle tante rimaste in trappola. 45 minuti dalla cittadella al pronto soccorso. Per percorrere quanto? 500 metri. Automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. Una strada a 4 corsie, è vergognoso tutto ciò, le ambulanze non possono camminare, transitare, è scandaloso, questa è Catania. Ma cosa è successo stamattina? Sosta selvaggia. Ah, e allora la responsabilità sappiamo di chi è. Anche dal Garibaldi c'è tutta una sosta selvaggia davanti al pronto soccorso. Davanti al pronto soccorso non si può fare questa strada, perché i vigili urbani a Catania non ci sono proprio. A Catania credo che i vigili urbani non sono presenti in nessuna zona della città, come tutti ben sappiamo. Ma lo sa che il segnale dice che non ci si può neanche fermare? No. Io sono anche in macchina comunque, quindi. Lei lo sa che è davanti a un pronto soccorso? Sì, ma non sto ostruendo nessun passaggio, quindi è inutile fare queste domande comunque. Sono completamente inutili. Passano in secondo piano i motorini lasciati sul marciapiede che ostacolano il passaggio dei pedoni e addirittura una barca in piena rotatoria, un autentico giallo che gli uffici competenti del comune stanno cercando di ovviare. La rimozione del relitto è prevista nelle prossime ore. Con l'estate ormai ai titoli di coda si ricomincia a parlare di Covid. Il virus non è mai andato via, ma adesso stanno aumentando i contagi. Rispetto al passato in pochi finiscono in ospedale, però gli esperti fanno appello al buonsenso. La Fondazione Gimbe in Sicilia ricoveri sopra la media nazionale, anche se con numeri bassi. Francesco Aloi. Stiamo osservando un incremento nel numero di casi di Covid, atteso peraltro perché ci sono state le vacanze, i viaggi e ora la riapertura delle scuole e delle attività. L'autunno è alle porte e si torna a parlare di Covid. Il virus che ha procurato migliaia e migliaia di vittime non è mai andato via e ora torna a far parlare di sé. Rispetto a prima, però, è molto più indebolito e porta in ospedale pochi contagiati. Le province che registrano un maggiore incremento sono quelle di Enna e Catania,
con numeri pur bassi come in tutta la regione, ma ampiamente sottostimati rispetto al reale impatto della circolazione virale. I posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica e terapia intensiva sono superiori alla media nazionale, pur con numeri esigui e una percentuale pari rispettivamente a quasi il 7% e a poco più dell'1%. Alcuni esperti consigliano di tornare ad indossare la mascherina nei luoghi affollati e quando si hanno sintomi influenzali. Per le strade c'è chi ha già recepito il consiglio, anche se ormai il Covid spaventa sempre meno. Per fortuna queste varianti sono meno pesanti dal punto di vista degli effetti di salute, proprio perché si selezionano come più contagiose e più benevole. Tra i contagiati ci sarebbero soprattutto fragili ed over 80. Per la Fondazione Gimbe va subito avviata la campagna vaccinale per evitare un possibile sovraccarico del sistema sanitario nazionale. In Italia ad oggi sono ricoverati più di 2000 pazienti positivi al Covid. Far eseguire tamponi ai soggetti fragili per poter far sì che loro possano avere i farmaci antivirali specifici. Il Covid è molto meno aggressivo, ma per gli esperti non bisogna abbassare la guardia. Buon senso e mascherina quando necessaria, raccomanda Pregliasco. Parliamo di spettacolo, un'odissea dal punto di vista femminile. La siciliana Luana Rondinelli al Castellursino fino a domani con Penelope, l'Odissea e Femmina. Protagonista la talentuosa attrice catanese Ester Pantano. Eva Spampinato. Penelope non è più disposta ad aspettare Ulisse, ma è pronta a ritrovare se stessa e la voglia di ricominciare, nonostante i dolori e le sofferenze. Quella che l'attrice e regista siciliana Luana Rondinelli mette in scena al Castello Ursino di Catania fino a domani è una odissea vissuta e attraversata da Penelope, che veste i panni della talentuosa attrice catanese Ester Pantano. Una donna che non ha solo atteso, ma che negli anni ha vissuto, è cambiata e ora deve fare i conti con le emozioni rispetto ad un uomo che torna ma che non sa più chi sia. È uno sguardo anche su una relazione che se ti schiaccia, non ti sostiene, non ti dà modo di brillare, non ti rispetta, non è il caso di aspettare 20 anni come 10 anni, come un anno. In questo senso bisogna appunto prendere una decisione importante ed è quella di lasciare andare e prendere un'altra strada. Penelope, l'Odissea e Femmina è una pièce teatrale immersa totalmente nel presente del nostro tempo e della nostra società, che parte da uno spunto storico ed epico per attraversare la tortuosa strada che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza. È un viaggio catartico alla riscoperta della sua forza, della sua dignità e del proprio talento, che quando viene riscoperto diventa dirompente. Una donna diventa ancora più forte, prendendo consapevolezza di se stessa, fino alla scelta finale, che è la scelta di scegliere appunto il suo cammino, il suo percorso, se stessa, e va via. C'è il tema dell'attesa, dell'aspettativa e c'è la storia di una donna alle prese con la cultura del suo tempo, con ciò che ci si aspetta da lei, che però sente in cuor suo sentimenti e frustrazioni. Una breve pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, verso il primo turno infrasettimanale di campionato in Serie C. Il Catania si prepara per la sempre insidiosa trasferta di Monopoli. Il Messina debutterà davanti al proprio pubblico contro la capolista Turris. Francesco Triolo. Un turno infrasettimanale dall'alto quoziente di difficoltà per Catania e Messina. La trasferta dei rossazzurri a Monopoli arriva subito dopo la prima convincente vittoria degli Etna in campionato, ottenuta tra l'altro contro una squadra, il Picerno, di categoria e costruita per la categoria. Tabbiani ha così visto sbloccarsi la sua squadra, che adesso è attesa ad una verifica importante. Il Monopoli è reduce dalla sconfitta di Potenza, un segnale che quella affidata a Tomei è ancora una squadra alla ricerca di un'identità. Resta pur sempre la bestia nera del Catania, visti i precedenti degli ultimi anni. Tabbiani, considerate le sfide ravvicinate contro Monopoli e Foggia, dovrebbe effettuare qualche cambio, ma questo non preoccupa perché la panchina domenica scorsa ha dato risposte importanti al tecnico etneo. Notizie anche dal mercato invece quello degli svincolati, da dove potrebbe arrivare l'esterno Daniele Liotti, liberatosi dalla Regina. Il DS Laneri lo conosce bene dai tempi di Siracusa e quindi l'affare si potrebbe concludere in tempi brevissimi.
Cresce l'attesa a Messina per quello che sarà il debutto ufficiale davanti al proprio pubblico giovedì pomeriggio contro la Turris. I giallorossi sono reduci da 2 rinvii consecutivi. Prima il match con la Casertana, poi la trasferta di Taranto, quindi occorrerà vedere quanto questa lunga pausa inciderà nel ritmo gara che Modica ama imprimere. Si è vista Cerignola, adesso si dovrà confermare contro l'attuale capolista del girone. Gruppo quasi al completo, il tecnico dovrà valutare solo le condizioni di Francesco Giunta che ha svolto anche ieri allenamento differenziato. Per il resto, rispetto alla gara di Cerignola, Modica riavrà Manetta e Ragusa che hanno scontato il turno di squalifica, anche se per l'attaccante di Taormino occorrerà verificarne le condizioni. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.